Matteo Mantia, Avido, una canzone che ha suonato tantissimo anche RSC, anche dalla Catalla, devo dire, e non solo ovviamente perché l'abbiamo sentita tanto, ma adesso invece è ora di sentire la nuova. Ma prima di sentirla presentiamo direttamente qui dal vivo, proprio qui con noi, dentro il box di Alla Catalla, dentro il box di RSC al centro Sicilia, Matteo Amantia. Ciao Peppe, buongiorno. ciao a tutti. Come sì? A posto. Tutto a posto, stai capendo oggi che mi fa una invidia, guarda, disgraziato. Pare Orzo Way, c'era una collana Carusi della Lego che io la vorrei. Ma non è della Lego, è molto bella però, devo dire. Che cos'è questa? È di legno questa, bellissima, è molto bella, molto bella. Hai partorito Star. Esatto, ho partorito una stella. Una stella, senti, ci vuoi dire di che cosa si tratta? Cos'è Star? Star innanzitutto è l'anticipazione del secondo album da solista che uscirà in autunno. Esatto. Ho voluto iniziare con questa canzone perché questo è il singolo, allora, il primo singolo dell'album. Il primo singolo, l'anticipazione dell'album, ed è diciamo un elogio ironico all'estetica, al volersi sentire. A volersi sentire star. Ah, ecco, ma tu quando eri ragazzino volevi diventare una star? Beh, sì. Ah sì? Certo, quando ero piccolino io mi mettevo... Che cosa ti immaginavi? Io facevo così, avevo tutti la collezione di dischi di mio fratello. Ah, ecco. Io mi mettevo là con lo stereo. E che cosa ascoltava tuo fratello? Un po' Violent Femmes, Talking Heads, Rem. Vedi, mi mettevo lì e facevo finta di cantare. Metti che suo fratello ascoltava, adesso senza nulla togliere, giusto? Ma che ne so, metti che ascoltava, chissà, come si chiama quello? Il nostro amico Jenny Procida. Jenny Procida, per esempio. Siamo salvati con Jenny Procida. Tu adesso saresti qua a presentarci Guagliuncella, il tuo nuovo singolo, no? Allora, vediamo un po' come si fa, come si compone una playlist di un CD. Tu, per esempio, quanti brani metterai nel CD secondo te? Ma di solito mi piace metterli intorno a 10. Su quanti brani ti basi? Tu ne scrivi 10 o 11 e sono quelli? No. Oppure sei uno che ne scrive 50 e poi ne sceglie 11? No, 50 no, ma sicuramente una ventina e poi insomma si fa la scelta dei migliori e poi insomma una volta che vengono finiti poi la playlist deve rispettare insomma un po' delle regole di, come dire, non annoiamento. Nel senso che deve avere una sequenza secondo te ben precisa? Sì, cioè della serie precisa. Parte il brano forte, la seconda un po' più tranquilla, la terza da rosbiglia, la quarta tu non angoppo un cozzo, la quinta ti fa salutare andalare che non te lo aspetti, la sesta ti assopisce per arrivare a settima, ottava, nona, decima. La settima è sempre vincente, la settima è sempre vincente, mancherebbe, fino a che non ti arriva un coppo del numero 11 che è Scienzo do Cutacagna, che è il brano che poi dice voglio sentire un'altra volta, bello è. Fa finta di sorridere, contento. Sì. No, è che non mi ricordavo il testo. Mi ricordi il cantante? Chi non ti puttusa a altro posto, inanizione non c'è. E vedete che quando la incidevo questa canzone mi specchiavo come lui, ma la cantavo un po'. Me lo ricordo, eravamo insieme. Ti ricordi eravamo insieme? Stai soffrendo, non m'arrenno, ma faccio cani. Geniale. Sembra che dica questa malura che c'è, hai sentito? Questa malura che c'è, che non c'è niente da ballare, altro che balata, una balata ci vuole del mammoro, che uno si cucca da bello frisco. Io poi quando... Ma non è che possiamo subire però tutta la giornata al Pirintino che presenta che fa uscimonito. Sua moglie, dov'è tua moglie? A mare? E perché non vai a mare che pare un motto andava, c'è si chiango. Ciao, sono un panificatore, mi chiamo Gregory e sono di Paternò. Scusami, è un tarocco questo, Ciao, mi chiamo Gregory. Anche a me piace fare il filone con sesamo. Perché non mi viene a trovare? Sono i quattro canti. Solo a Paternò. Perché ciao. Ciao, Vendere meno, e tu pure. Allora dai, messaggio per il tuo fidanzato? Ciao Sergio. Ma così?
No, sto scherzando. vai. Niente, sono Sì, qui- dolce come quando sei con lui. Non sono dolce. Ah no, per niente, Seggio, se ne ammazza, su consumato, vai. Niente, lui vi ascolta ogni giorno. Sì, dov'è Sergio in questo momento? è al lavoro. Dice lui. Sì. Dove? È ad Aci Catena, in un centro di tappezzeria. Ma non ce ne sono, mi pare, da pezziera No, da Cicatena. no, Io ne ho ma cercato mai uno, mi visto. rissono. Non noi abbiamo da pezziere. Non c'era stato Per uno. da pezziere, a dire che c'è Sant'Antonio. Esatto. Cacca, non ce n'è, senti. Da quanti anni siete fidanzati? 4 anni? Scusa, mi fai dire lo stugna, che colore sono? Mandarino al limone, che colore Sì, è? in quelle Te le volte fatte sì. Pruzzo? Che te l'ha fatte queste unghie? Guarda un Sì, po', sì. color mandarino al limone. Vabbè, good morning my friends. I often use the term in English are I will pay 10 euros for petrol. Life is now. You are beautiful. Ok. Fabio and Peppe Have to Crazy by Jonathan 87. È scioccato Jonathan 87, ragazzi. Ma caga in inglese come si dice? Non c'è? Let's go. Let's go. Vicky dice buongiorno grande Peppe. Ah ci sì, magari tu parla con hai te capito? ovviamente. Scommetto che Vicky questo. Dunque ciao va. Allora raga, questo è proprio un argomento tutto da ridere perché mio figlio ne usa assai parole straniere tipo ok, KO, sandwich, branch e come cavolo si dice Marici quando per la prima volta mi disse mamma lasciami stare oggi non mi stressare perché sono game over. Oh, aiuto. Mi pareva che aveva una malattia rara. Aiuto. No, vorrei salutare a tutti quelli che mi stanno ascoltando, tra cui anche mia cognata. Fra dei quali si dice, non Fra- tra cui. Fra dei quali anche mia cognata. Vai. Fra dei quali mia cognata Che si chiama Claudia e la moglie di mio fratello. Sì. E Fratello che si chiama Fabio. Fabio, incredibile Che bel ragazzi, che bel nome veramente. Allucinante. Hai finito? Devi salutare altri che ci sono stati famiglie, E chi saluto hai? tutti quelli del chiosco, la mia Tutti quelli del famiglia. chiosco e tutti quelli presenti nell'elenco telefonico di Catania. Va bene così? Perfetto, Avanti. perfetto. Ma io Va non bene, ci sono guarda. sull'elenco telefonico. E appunto, non è meglio, ti pare una minchiata. Allora, saluto a guarda, Fabio non- Formosa. Ti prego, smettila. Grazie, Pirintin. Me la fai una cortesia, per favore, me la fai una No, cortesia. non tanto, perché dico prima che sono stanco. Ok, andiamo avanti, va. Allora, mi ricordi il nome? Gabriele. Elena e Marta che consumano in giro. Allora poi ci resta. L'aneddoto del cerotto, il nostro vecchio sparatrappe o sparatrappiti, deriva dalla seconda guerra mondiale, è vero, sì. I medicinali li fornivano gli americani ed il vecchio nastro per fare le bende, ovvero i cerotti, si scriveva in americano spare trape, capito? Da lì sparatrappe, scritto così, Esatto. e dove andavo sparatrappe, no? Vai! Ciao Giuseppe, a domani. Ciao Tony! Ciao Tony Etna.